Eccoci nel nostro appuntamento dedicato al FAI in collaborazione con la delegazione di Belluno. Il mio saluto oggi va al dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Michela Possamai. Buongiorno, ben trovata negli studi di Radio Belluno. Buongiorno a voi e a tutti i vostri radioascoltatori, grazie per l'invito. Allora, questo è un impegno importante, quello che le spetta. Possiamo far capire qual è il ruolo che le compete, ovviamente? Io sono il dirigente dell'USR Veneto assegnata ad un ambito territoriale, si chiama così, ambito territoriale di Belluno. Forse chi ha qualche anno più di me o di noi si ricorda un acronimo che è diverso, Provveditorato agli Studi. Esatto. Quindi in questo momento sarei il provveditore agli studi di Belluno, ovvero mi occupo di tutta la gestione dell'organizzazione delle politiche scolastiche di tutti gli istituti. Quando dico tutti mi riferisco sia al sistema delle scuole statali, paritarie, afferenti a questa provincia, quindi dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado. Certo, quindi sono diversi istituti e Certo. coprire e seguire tutto il territorio provinciale credo sia un impegno non da poco. In questa provincia è anche una sfida molto interessante, ho già avuto modo di esprimermi in questo modo. I numeri consentono forse una valutazione sottodimensionata dell'impegno che mi spetta a me e al mio ufficio, ma questi numeri devono anche rappresentare bene quella che è cosiddetta, anche dal punto di vista della norma, definita specificità di questa provincia, ovvero le scuole che afferiscono ad esempio al territorio di Belluno come città hanno sicuramente delle caratteristiche diverse di quelle che possono situazionarsi nel Cadore rispetto all'Agordino. Certo. Ecco, i territori e proprio anche la conformazione orografica per alcuni aspetti ha determinato anche una consistenza di istituzioni e di indirizzi e anche di offerta formativa che è vero, è ben rappresentata e copre sostanzialmente tutta la provincia equamente nei territori, ma si caratterizza anche per una rispondenza a quello che è proprio la caratteristica della montagna, della scuola di montagna. Certo. E di questa provincia. Ecco, penso che una delle discussioni principali è quella sulla scelta del piano dell'offerta formativa, o mi sbaglio? Sì, il piano dell'offerta formativa, con un acronimo, la scuola è piena di queste sigle, noi forse la conosciamo meglio, se lei è genitore o chi mi ascolta ha figli, vede questo acronimo che è POF. Ecco, questo potremmo dire che forse è già vecchio, perché la norma recente, mi riferisco a quella che viene meglio conosciuta anche dai cittadini come norma sulla buona scuola, la legge 107 dello scorso luglio, introduce una rivisitazione di questo piano dell'offerta formativa. Una rivisitazione, a mio parere, se dovessi fare una sintesi, anche lungimirante, perché lo definisce come un piano triennale dell'offerta formativa, quindi questo, come lei può ben intendere, è un lancio un po' più lungo, è lungimirante. Un conto a fare un piano programmatico di azione, di strategia, di scelte educative, di scelte di politica scolastica pensate in un anno. Un conto è avere uno sguardo forse un po' più lungo sui 3, e questo da certi punti di vista può anche consentire di contenere quell'ansia di dover per forza raggiungere dei risultati, o anche sostenere le motivazioni quando questi risultati non sono altrettanto appoggiati dalle giuste risorse, perché questo anche accade, no? Quindi questa valutazione di 3 anni può anche consentire di pensare alla scuola nell'arco di 3, di valutarla, di programmarla e quindi di rispondere meglio a quelle che sono le esigenze che stanno venendo avanti dai ragazzi, dalla società della conoscenza. C'è un aspetto molto importante che andremo a discutere adesso con lei nel contesto di questa trasmissione, perché da un po' di tempo a questa parte i nostri microfoni danno la possibilità agli studenti e al mondo della scuola di far conoscere al pubblico e ai più quello che effettivamente viene, cioè alcune delle situazioni, dei temi che vengono affrontati, approfonditi all'interno del contesto scolastico. Tra questi naturalmente si va a discutere di quelli che sono i beni storico, artistici e culturali del nostro territorio. Andremo ad ascoltare nelle prossime settimane degli studenti che ci parlano di alcuni beni a loro cari del patrimonio naturalmente della nostra città, e mi viene da pensare
quanto importante sia il ruolo che ha la scuola nel far conoscere ai nostri ragazzi veramente quello che è il patrimonio di una città, di una provincia intera. Credo che non potrebbe essere altrimenti, perché il nostro ambiente è fatto di tante risorse, di tanti sprechi, di tanti luoghi non conosciuti, di luoghi non visti, di luoghi dimenticati. Ma questi fanno parte del suolo che noi calpestiamo quotidianamente, della memoria che dobbiamo onorare e in qualche modo anche di quello che ci è dato in consegna da chi ci ha preceduto. Questi sono forse aspetti più etici, di responsabilità sociale, quelli che io cito. Però ovviamente questo non mi rende in qualche modo estranea invece a quello che è l'applicazione di una norma dello Stato. La 107 che dicevo prima, cito questa perché è la più recente e quindi noi siamo qui, io opero per applicare le norme dello Stato nella pubblica amministrazione. Sì. Dedica, mi permetto di citarlo letteralmente, un comma, è ricordata anche per molti comma questa legge, no? Che sono afferenti a un articolo 7, che sulla questione proprio entra nel merito, cioè la tutela del paesaggio in che termini. È affidato alle istituzioni scolastiche lo sviluppo di comportamenti responsabili, quindi l'assunzione di alcune abilità e di alcune conoscenze atte a far sì che io mi comporti e che io modifichi anche le mie abitudini nello stare nell'ambiente in cui vivo, ispirati alla conoscenza e al rispetto, e badate bene, le prime parole che ora dico, della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. Questo comma molto specifico, che parte, se voi notate, dalla parola legalità, dal punto di vista filosofico è a mio parere pregnante, non posso dimenticare la mia formazione. Io leggo questo comma e penso a Hans Jonas, penso all'etica della responsabilità. Allora, ogni pretesto, ogni spunto è buono perché la scuola se ne prenda carico, perché ne faccia un argomento vivo di conoscenza. Non più tardi di sabato scorso mi trovavo a parlare con una giovane ragazza, giovane donna, ventenne, appena diplomata, la quale di fronte alla visita alla gipsoteca di Antonio Canova a Possagno mi diceva, forse una delle persone più giovani, perché eravamo tutti circa sulla cinquantina, la mia età, mi diceva la scuola dovrebbe entrare più nel merito di farci vedere queste cose, di farci vedere dove Canova è vissuto, di farci vedere che cosa è rimasto di questa casa, che cosa possiamo ancora tutelare, come noi possiamo anche occuparci di volontario, perché credimi, mi diceva, avendo con me una certa confidenza, impariamo di più in 2 ore di visita a volte sul territorio che in 10, 20, 30 di lezione. Questo non vuol dire che le lezioni non devono essere, non ho assolutamente, non penso, anche pubblicamente l'ho sempre detto, deve rimanere questa trasmissione della conoscenza. Certo che se agita in un luogo dove la gente vive e si trova poi anche a consumare la propria esistenza, la cosa è sicuramente più attinente anche a un profilo di responsabilità che non è soltanto educativa ma è anche etica. Questo è un comportamento da onesti cittadini. Certo, c'è una parte che possiamo dedicare all'approfondimento all'interno della scuola, ma sicuramente quello che gli occhi vedono poi uscendo dalla classe sono un qualcosa che ovviamente va a rimarcare quello che si è approfondito all'interno del contesto scolastico. Quando i miei figli mi dicono abbiamo una gita, no, non si dice gita, perché la gita è quando ci si va a divertire, è una scampagnata. Questa è, a tutti gli effetti è un'uscita didattica, quindi a maggior ragione vale la pena di sottolineare che queste occasioni che vengono date ai ragazzi non vadano viste come delle gite, ma bensì di una proseguo dell'attività didattica che avviene all'interno della classe. E mi piace perché veramente da più parti, e non solo nel territorio bellunese, perché poi si organizzano anche
magari uscite didattiche esterne al nostro territorio provinciale, così uno fra tutti mi viene in mente il Muse, perché ultimamente si parla molto del Muse, di questo museo delle scienze a Trento, che è un qualcosa che catalizza l'attenzione dei ragazzi e va ad accrescere poi i loro approfondimenti sotto diversi altri aspetti, quindi è tutto uno stimolo in più che va a beneficio naturalmente di quello che i nostri ragazzi incamerano, perché sono delle vere spugne nel fissare e nel memorizzare quello che hanno poi attorno. E a dire la verità li considero anche una sorta di ciceroni, lo metto tra virgolette, perché sono i divulgatori del nostro patrimonio con altre persone. Mi viene in mente quando ci sono le giornate di primavera organizzate dal FAI o qualche altra iniziativa, che questi ragazzi si mettono a disposizione per raccontare al visitatore, al turista, un qualcosa che è parte del territorio. Quindi una sorta di guide turistiche le nostre giovani guide turistiche, sperando che in un domani possano veramente guidare alla conoscenza di quello che c'è nel nostro territorio. Come il vostro impegno guarda il futuro nel mondo della scuola, perché ci sono cambiamenti che a volte pongono dei dubbi, delle perplessità. Stavamo parlando di questa legge sulla buona scuola. Lei la condivide appieno, oppure ci sarebbero dei tasselli forse da modificare? È una norma dello Stato, quindi io non solo la condivido, io la applico, la sostengo e la interpreto. C'è un detto di un consigliere, di un uomo di scuola molto più esperto e anziano di me, che spesso ripete: le leggi si interpretano per gli amici e si applicano per i nemici. Io contravvengo a questa seconda parte, mi viene più da pensare, non faccio mistero che io provengo dal comparto scuola, quindi io sono stata insegnante, sono stato dirigente scolastico, quindi con i ragazzi, con i bambini ci ho avuto a che fare, con le comunità. Ed è per questo motivo che nella seconda parte di questa frase io preferirei dire si applicano col buon senso. Allora io credo che una comunità come quella che io dirigo, quando io dico comunità penso a tutti i miei colleghi dirigenti scolastici, che ringrazio per l'operato che fanno tutti i giorni e che sono efficaci nella misura in cui fanno proprio questa operazione. Interpretano la norma alla luce del buon senso. E questo cosa significa? Non è un'interpretazione anarchica e autonomistica, è un'interpretazione che deve essere aderente a quello che tu puoi realizzare nella tua realtà per rispondere ai bisogni di quella realtà. Questo sostanzialmente è il mio compito. Questa norma è ricca di spunti. È una norma non finita, perché è una norma che ha anche materie delega, legge al governo, quindi susseguenti a quanto questa norma dice, ma sicuramente entra nel merito, io prima li ho definiti buoni spunti. Uno di questi, porre l'accento sulle didattiche laboratoriali, sulle metodologie di lavoro tra pari, che non sono altro che le sottolineature che ho avvertito anche nella sua premessa a questa domanda, anche credo con lo spirito di un genitore, di una mamma, no? Quando dice che è bello vedere questi ragazzi che fanno da cicerone. Ecco, questo essere portavoci di un'esperienza e rendersi oratori in pubblico nella visione di un'opera, di un monumento, saperlo raccontare a chi si avvicina. Questo risponde a una precisa didattica, a un preciso metodo di lavoro, che è un lavoro tra pari, educazione tra pari. Perché questo avvenga, ci sono degli insegnanti che decidono di fare una didattica di questo tipo, laboratoriale, consentendo ai ragazzi di essere protagonisti attivi. Certo. Quindi io direi che forse il modo migliore per interpretare le norme è l'aderenza alla realtà, ed è anche, mi si permetta di approfittare di questo spazio, la capacità anche di gratificare e di motivare molto del lavoro che dal punto di vista mediatico, stampa, giornali, molto spesso non appare, ma che i nostri validissimi docenti fanno
quotidianamente, a fronte di molti altri che invece sbalzano e sobbalzano sulle nostre cronache quotidiane. Non è così, c'è molto lavoro sommerso, e in termini proprio, io credo, di tutela dell'ambiente ci sono tantissime buone occasioni, buone opportunità. Io non vorrei far torto a nessuno citando un istituto rispetto che un altro, ma sui temi cari che hanno a che vedere con la tutela della salute, con la cura di sé, degli altri, del mondo che ci circonda, questa provincia ha dimostrato di avere degli eccellenti prodotti, certo. Così come sull'educazione all'affettività, sull'educazione alimentare, su tutto quello che riguarda, appunto, ripeto, il benessere delle persone, del mondo e di quello che ci circonda. Certo, ci sono dei progetti che veramente, lo posso dire da genitore, sono come si dice, un'esperienza importante, formativa, non solo per i ragazzi ma anche per i genitori, perché magari si va di pari passo, c'è una parte che viene dedicata ai ragazzi e una parte che viene dedicata ai genitori. Il ruolo genitori non si nasce, cioè non si è imparati, si imparano tante cose durante il vivere la vita con questi ragazzi e la loro crescita, alla luce anche dei tanti cambiamenti che la società ci sbatte davanti agli occhi, che veramente mettono a dura prova a volte il compito non solo dei genitori ma anche quello della scuola. E poi credo fortemente, concludendo, e credo che qui mi darà ragione, che è importante che il mondo della scuola e il mondo della famiglia lavorino insieme per il bene e la crescita positiva di questi ragazzi. Quindi più che andare allo scontro, cercare di lavorare insieme e magari non difendere il ragazzino sempre da qualche sgridata dell'insegnante, ma cercare di capire qual è il metodo giusto per lavorare bene affinché il ragazzino capisca che c'è una parte di autorità, insomma, che va difesa e non sempre essere difeso. Grazie a Michela Possamai, dirigente dell'ufficio scolastico provinciale. Buon lavoro a lei e a tutto il suo staff. Grazie a tutti presto. E che sia veramente una buona scuola per tutta la provincia di Belluno. Grazie.